I posti di lavoro non li fanno i decreti, li fanno le imprese. Delusione e amarezza. Masticano amaro le imprese venete dopo l'approvazione del decreto dignità e se l'attacco più duro nei giorni precedenti il via libera al provvedimento del governo l'avevano affondato gli industriali di Treviso e Padova, ora anche i rappresentanti delle piccole imprese artigiane ribadiscono la contrarietà al decreto perché sottolineano rigidità in uscita significa anche rigidità in entrata nel mondo del lavoro. E se noi pensiamo di continuare con quel meccanismo ottocentesco della lotta capitale e lavoro, non credo che andremo tanto lontano. Questo è il meccanismo. Dopodiché, visto quello che è successo anche in questi ultimi giorni, soprattutto ieri e anche l'altro giorno sul Foggiano, credo che valga quel principio evangelico che dice non guardare la pagliuzza ma guarda la trave. È dal mondo delle imprese del Veneto che stavano agganciando la ripresa dopo 10 anni drammatici a levarsi la voce più contraria al decreto dignità, ma anche dal sindacato piovono le critiche. Se la CGIL ridimensiona il problema. I lavoratori potenzialmente interessati in Veneto sono 25.000 e lo dice Veneto Lavoro, non lo dice la CGIL, e quindi in qualche modo troppo allarmismo non serve. Il tema della precarietà, della riduzione della precarietà è un tema che anche gli industriali dovrebbero prendere seriamente. È dalla CISL che si leva un grido d'allarme per i posti di lavoro che rischiano di non essere rinnovati alla riapertura delle aziende dopo le ferie. Già per certo stanno arrivando lettere di licenziamento, già per certo stanno arrivando comunicazioni di mancati rinnovi e pertanto tutte le azioni che intenderemo adottare per salvaguardare i posti di lavoro, perché non c'è lavoratore se non c'è dietro un posto di lavoro. La precarietà è vero, è il male di questi tempi, ma è il mercato che è precario e pertanto bisogna trovare degli strumenti consoni a dare una continuità di reddito ai lavoratori, ma attraverso delle norme che non sono state assolutamente affrontate in questo decreto.